L'assessore regionale Di Mauro per il momento resti al suo posto, lo ha stabilito il leader dell'MPA Raffaele Lombardo che vuole incontrarlo dopo aver parlato con Schifani. UDC, partito in crescita e al lavoro per le prossime elezioni dei liberi consorzi, nessuna volontà invece di entrare in giunta al comune di Agrigento, l'intervista a Decio Terrana. La rete degli istituti alberghieri d'Italia ad Agrigento, l'accoglienza dell'Istituto Gallo. HNKT stalking e diffamazione online a Porto Empedocle Scippo, i danni di un'anziana 85enne all'altipiano Lanterna. Favara ricorda Calogero Marrone, Giuseppe Agnello, nuovo consulente artistico a Racalmuto, e la comunità religiosa ha celebrato le ceneri ai nostri microfoni Don Maurizio Mangione. Addio a Bruno Pizzul, il ricordo di Francesco Pira. Un saluto dalla nostra redazione, apriamo con la politica. L'assessore regionale all'energia, acque e rifiuti, l'agrigentino Roberto Di Mauro, per il momento deve rimanere al suo posto, nelle more di un incontro con Raffaele Lombardo che comunque sulla questione intende anche sentire il presidente Schifani. Si risolve con un nulla di fatto, almeno per il momento, la vicenda legata alle dimissioni dell'assessore all'energia all'agrigentino Roberto Di Mauro. Raffaele Lombardo infatti vuole incontrarlo la prossima settimana al fine di parlare dettagliatamente dell'argomento. Pare tra l'altro che Lombardo non abbia proprio gradito lo sfogo di Di Mauro finito sulla stampa, che si è lasciato scappare di una certa stanchezza. Quantomeno il leader dell'MPA avrebbe preferito esserne informato prima che la notizia finisse sulle testate giornalistiche e in virtù della necessità di un chiarimento gli ha chiesto dunque di rimanere al suo posto. Di fatto non sarà semplicissimo per il Movimento per le Autonomie trovare un nome per la sostituzione, ma pare che Lombardo voglia anche sentire il parere di Schifani, che spesso ha insistito per avere degli assessori che fossero deputati. Se così fosse anche in questo caso, Di Mauro resterebbe al suo posto. Intanto il 23 marzo prossimo il Movimento per le Autonomie insieme a La Galla e Miccichè sono pronti a lanciare ad Enna un nuovo soggetto politico. È un partito che cresce giorno dopo giorno, è l'UDC, ma qual è la posizione del partito sulle prossime elezioni di secondo livello del libero consorzio e se il partito intende entrare in giunta al comune di Agrigento in un futuro rimpasto? Lo abbiamo chiesto al coordinatore regionale del partito Decio Terrana. Onorevole Terrana, parliamo dell'UDC, un partito che cresce giorno dopo giorno, tante adesioni. E com'è il vostro punto di vista sulle prossime elezioni provinciali? Non sembra che il centrodestra abbia un accordo, almeno nella nostra provincia, considerando quello che abbiamo visto. Ad oggi non c'è un'intesa, ma ritengo che nel centrodestra deve costruirsi un centro forte. L'UDC è in grande crescita in Sicilia, ma anche in Italia, devo dire, ci sono tante adesioni, soprattutto negli ultimi mesi. Ritengo anche dovuto al fatto che tanti italiani si sono stancati dei sovranismi, si sono stancati del populismo e vogliono un partito che sappia guidare, sappia riflettere, sappia ragionare e sappia affrontare con progettazione, che oggi manca quella progettazione a lungo termine, con una progettazione che veda crescere il territorio dal punto di vista socio-economico. Quindi la gente non si sente più rappresentata di nessuno, non si sente rappresentata più di una classe dirigente all'altezza del ruolo. Ecco perché il 53% circa delle persone non va a votare, ma dobbiamo tener conto del fatto che circa il 37% degli italiani vogliono un partito di centro e quindi noi abbiamo una grande responsabilità, ritengo, per questi provinciali che ci saranno, si celebreranno ad aprile, di mettere assieme un grande centro. Dobbiamo sperimentare il centro siciliano,
che possa essere poi esportato in tutta l'Italia. Ritengo che oggi l'UDC, la Democrazia Cristiana, noi moderati e Forza Italia dovranno fare un ragionamento e fare un grande listone dove ci stiamo tutti e diamo l'idea al Paese soprattutto ai siciliani, diamo un riferimento certo di un centro forte che vuole governare il Paese e può governare il Paese. Quindi dico che oggi io ritengo che la strada maestra sia questa, è una strada che ci indicano gli stessi italiani. Ecco, c'è una possibilità che l'UDC entri al comune di Agrigento in giunta? Allora, noi non entriamo in giunta anche perché riteniamo, fermo restando che non siamo polemici con nessuno, perché noi non entriamo nella sfera personale, ma ritengo che il comune non è stato governato per come doveva essere governato, Agrigento Capitale non è stata preparata per come doveva essere preparata, e se oggi io come UDC non ho fatto nessun intervento, non l'ho fatto perché per non arrecare danni agli albergatori, per non arrecare danni a tutti quegli operatori economici che vivono attorno al turismo, perché molto spesso la polemica diventa sterile quando esce fuori e si fa più danno che bene. Ma è chiaro che noi non ci schieriamo con questa amministrazione, è chiaro che non ci schieriamo con la ricandidatura di questo sindaco, perché noi proporremo con un centro che ragiona un nuovo sindaco e una nuova stagione politica per gli agrigentini. Al via l'Assemblea nazionale della RENAIA, la rete degli istituti alberghieri d'Italia, che ha scelto proprio Agrigento in occasione del titolo di capitale della cultura. Ieri c'è stato il primo giorno di accoglienza all'Istituto Gallo di Agrigento. Oggi e domani incontri tematici al Palacongressi. Vediamo. Un evento importante, l'Assemblea degli Istituti Nazionali Alberghieri, oggi riunione al Niccolò Gallo per l'accoglienza, ma la manifestazione durerà per altri 2 giorni. Sì, da oggi pomeriggio partono le attività legate all'Assemblea Nazionale degli Istituti della Rete degli Istituti Alberghieri d'Italia, che abbiamo il piacere e l'onore di ospitare ad Agrigento in concomitanza dell'anno della cultura. Stasera qui all'Istituto Gallo ospiteremo il comitato direttivo, ci sarà la riunione del direttivo della RENAIA a cui seguirà anche un momento conviviale, una cena con tutti i rappresentanti e le autorità locali. È un momento, diciamo, molto coinvolgente per la scuola e oserei dire per tutti gli istituti alberghieri d'Italia, perché con questa occasione avremo il modo di confrontarci e di riflettere, di aggiornarci e di puntare sempre di più verso l'eccellenza e la qualità, perché questo è il nostro obiettivo, nella consapevolezza che il settore enogastronomico rappresenta oggi come oggi un'importante forma di cultura e un'importante forma di sviluppo per un territorio, e lo sappiamo benissimo, la cucina è cultura e tradizione, per questo l'attività si inserisce a pieno titolo tra le iniziative di Agrigento Capitale della Cultura e vogliamo coinvolgere i nostri ragazzi in tutto ciò. In effetti oggi l'attività sarà interamente preparata dai ragazzi e dai professori, è anche un modo per farli mettere in gioco, per appassionarli, per motivarli e per far acquisire competenze e per dare ai ragazzi quel giusto risalto che meritano, perché la scuola deve aiutare i ragazzi a scoprire i loro talenti e a farli sentire importanti per la società e per il territorio dove si vivono. Eventi come questo di oggi lo testimoniano. Poi ci saranno altri momenti ufficiali con le autorità al Palacongressi. Sì, da domani iniziano le 2 giornate a Palacongressi che vedranno illustri relatori provenienti da varie parti d'Italia che approfondiranno temi riguardanti l'alimentazione, l'enogastronomico, in genere la formazione professionale in questo momento storico, quindi sarà veramente un momento di grande cultura, ma ci saranno anche momenti di svago, visite nei siti
siti di cui siamo molto ricchi per bellezza, per cultura, e poi momenti conviviali. Questi chiaramente aiuteranno ulteriormente a rafforzare i rapporti tra docenti, tra dirigenti, tra direttori dei servizi generali amministrativi e tra le amministrazioni locali. L'evento si è realizzato grazie anche alla collaborazione di istituzioni e di privati. Sì, devo dire che tante aziende hanno dato liberamente, spontaneamente e con piacere il loro contributo con vari prodotti, ma anche gli enti. Il Libero Consorzio Comunale ha patrocinato l'intera manifestazione e anche il Comune di Ribera ha fornito il suo contributo perché il momento conviviale di questa sera possa riuscire al meglio. Parliamo di questa esperienza. Oggi qui al Nicolovallo sarete 3 giorni ad Agrigento per visitare la città e anche i luoghi, in occasione di Capitale della Cultura. Beh, è un'occasione bellissima, come posso dire, per noi siamo onorati di poter fare l'assemblea qui ad Agrigento insieme alla città che rappresenta non solo la cultura nazionale ma direi a livello mondiale. Come mai avete scelto Agrigento, Capitale della Cultura? Ecco, ma quali saranno i temi che dibatterete? Ma noi di solito facciamo 2 assemblee l'anno, questa è la seconda assemblea, quella primaverile, che abbiamo appunto deciso di venire ad Agrigento anche per onorare la capitale della cultura italiana, e quindi è, come dicevo, un'occasione unica per sintetizzare le nostre problematiche come facciamo ogni anno e poi ripartire per l'anno prossimo con le idee sempre più chiare per affrontare insieme a tutte le scuole nazionali. Qui siamo a livello nazionale, ci sono tutte le regioni d'Italia, per capire come meglio affrontare le situazioni importanti delle scuole alberghiere. Oggi ad Agrigento, Capitale della Cultura, l'assemblea dei presidi dei vari istituti alberghieri italiani. Sì, allora è una cosa che ho voluto particolarmente io, l'ho proposto all'ultima assemblea, in quanto quest'anno Agrigento è capitale italiana della cultura e la Sicilia è capitale e regione enogastronomica europea, per cui mi sembrava una cosa doverosa dare questa opportunità alla nostra terra. Sì, io porto i saluti del dottore Pierro, che in questo momento è tornato in Sicilia in questa bellissima occasione, anche se ad interim, però siccome è stato il nostro motore nella fase organizzativa dell'anno scorso, quando abbiamo presentato come ambito di Agrigento, abbiamo presentato il progetto, adesso praticamente siamo alla fase di realizzazione e quindi per noi è un grande piacere essere qui con voi a festeggiare insieme un anno che è solo l'inizio di una grande ascesa culturale per Agrigento. E il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro insorge contro AICA, dice che la gestione del sistema idrico integrato non è più tollerabile. Per questo rivolge un invito ai componenti del Consiglio di amministrazione, chiedendo di essere più oculati nel sapere ottemperare a tutte le incombenze attinenti il sistema di gestione delle acque con risorse tra l'altro pagate a caro prezzo dai cittadini. Cuffaro poi si rivolge anche all'assessore regionale all'energia al fine di mettere sotto i riflettori il lavoro di AICA. E adesso cronaca a Canicattì, un caso di stalking e diffamazione online. I carabinieri della stazione di Canicattì hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Agrigento nei confronti di un 61enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine. L'indagato, attraverso condotte reiterate, ha molestato più donne, causando loro un grave stato di ansia e paura, fino a costringerle a modificare le proprie abitudini di vita. Con un atteggiamento vessatorio e minaccioso, ha utilizzato i social network, tra cui Facebook, Instagram e TikTok, per diffondere fotomontaggi a contenuto sessualmente esplicito delle vittime, con l'intento di ricattarle e umiliarle pubblicamente. A seguito dell'attività investigativa condotta dai carabinieri, che ha permesso di raccogliere rilevanti elementi a supporto delle accuse, la Procura della Repubblica ha richiesto l'applicazione della misura cautelare, accolta dal GIP e immediatamente eseguita dai militari dell'Arma.
L'arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell'indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità. Si è svolto oggi a Favara in occasione dell'80° anniversario del suo assassinio, il Marrone Day, proprio per ricordare Calogero Marrone. Tra le iniziative l'inaugurazione del teatro a Favara. La città di Favara si riappropria ad un'importante struttura, una struttura che sarà messa sicuramente a disposizione della collettività. L'inaugurazione in contemporanea con un'importante giornata, quella dedicata ai giusti, e Favara di giusti ne ha uno importantissimo. Sì, abbiamo voluto coniugare due eventi. Si è pensato tantissimo a questo evento importante per ricordare Calogero Marrone nella giornata dei giusti tra le nazioni, il nostro eroe di Favara che tanto è amato e apprezzato in Nord Italia per le centinaia di vite che ha salvato. E qual era meglio occasione, nell'invito delle autorità presenti, poter inaugurare questa struttura che sarà restituita all'utilizzo dei tanti nostri concittadini, ma anche da associazioni che già da fuori iniziano a manifestare l'interesse a poter fare iniziative qua. Il fervore culturale a Favara non manca. Fortunatamente abbiamo la città dove ci sono tantissime associazioni culturali, tantissime associazioni teatrali che non vedono l'ora di poter finalmente dare nuovamente il via alla loro attività, perché è una tradizione consolidata nei tempi e mancava un teatro, una struttura dove potersi esibire, dove poter fare cultura insieme ai nostri cittadini. Come è stato possibile tutto ciò? Questo è un finanziamento che è stato intercettato dalla vecchia amministrazione, infatti ne approfitto per ringraziare l'avvocato Anna Alba che ha dato il primo via a questo progetto. Poi, come tutti i progetti, una cosa è prenderli, una cosa è portarli a terra, mille difficoltà, però finalmente ci siamo riusciti. Penso che sia venuta fuori una bellissima struttura attrezzata di tutto punto, tra l'altro si innesta all'interno degli uffici che da poco abbiamo ristrutturato, che ospitano gli uffici anagrafi, gli uffici tributi, e che a breve, speriamo, entro l'anno, grazie sempre al lavoro incessante della mia amministrazione, potrà ospitare il resto delle nostre strutture comunali. La Fondazione Calogero Marrone, la città di Favara, ricorda il suo giusto, l'uomo che è riuscito a salvare tante vite umane, Calogero Marrone. Sì, un uomo straordinario che non ha esitato a non rispettare la legge, che come sappiamo purtroppo era assolutamente sfavorevole e condannava gli ebrei e gli antifascisti per salvare tante vite umane. Un eroe che oggi va ricordato in un contesto politico fortemente attraversato da venti di guerra. Va narrata la sua vita, va narrato il suo coraggio, va narrato il suo eroismo, affinché le giovani generazioni possano, attraverso questo esempio, vivere concrete esperienze di cittadinanza attiva e democratica. E la Fondazione si rivolge principalmente alle scuole, che sono parte attiva della nostra società e vedo anche interessate a questo progetto. Davvero l'obiettivo principale della Fondazione è educare, formare la libertà, rinsaldare i legami con la memoria, quindi questo straordinario progetto di oggi si innesta all'interno della nostra mission, che è quella di fare memoria ma nello stesso tempo guardare al presente costruendo il futuro. È ancora attuale Calogero Marrone? Calogero Marrone è un eroe, resterà sempre attuale, è stato insignito delle onorificenze più importanti e quindi ogni giorno i giovani di Favara e non solo possono guardare a lui per avere un esempio concreto e straordinario di altruismo, di carità, di coraggio e di amore. Doppio appuntamento importante per la città di Favara, la riappropriazione di uno spazio culturale e naturalmente la celebrazione di un suo figlio, un giusto. Assolutamente una giornata di festa, innanzitutto per ciò che riguarda lo spazio è assolutamente fondamentale per Favara, che
è un paese che è veramente un fervore di artisti, di associazioni, e quindi per noi è importante poter avere uno spazio dove potersi esibire, dove poter, diciamo, interagire con il pubblico favarese e portare la nostra arte ovviamente qui in uno spazio dedicato adeguatamente. E poi la celebrazione di una figura assolutamente importante per noi, che porta lustro alla comunità di Favara e che sicuramente farà parlare di Favara anche fuori, grazie alla figura proprio di Calogero Marrone, anche perché grazie all'Istituto Calogero Marrone sicuramente saranno altrettanti gli eventi collaterali che nasceranno sia attorno a questo spazio che attorno alla piazza dedicata appunto di recente a Calogero Marrone, che porteranno sicuramente gente da fuori, e per noi è motivo di orgoglio e sicuramente di lustro per la comunità. Presidente, nel banchetto delle poste per questo annullo speciale in ricordo di Calogero Marrone. Sì, questo è un altro degli aspetti di novità di quest'anno. Abbiamo concordato nei mesi scorsi con i dirigenti delle poste di fare l'annullo filatelico in ricordo di Calogero Marrone, ed è quello che stiamo facendo stamattina. E questo è un fatto sicuramente importante, spero che vengano a prendere le cartoline, che sono gratis, ma bisogna pagare il francobollo ovviamente, e dopodiché pensiamo di chiedere entro l'anno che venga emesso addirittura un francobollo in ricordo di Calogero Marrone. Mi hanno detto che c'è da fare un'altra fila, faremo quello che c'è, che prevede la norma in questa direzione. Speriamo che le poste possano dedicare a un grande partigiano, un grande combattente, a un uomo che ha salvato centinaia e centinaia di ebrei, di antifascisti, possa arrivare, diciamo, questo risultato positivo. Una delle tante iniziative della fondazione a lui dedicata. Sì, noi abbiamo da anni, ormai a questi 9 anni, diciamo questo è il 9º anno, da 9 anni a questa parte noi abbiamo fatto tantissime iniziative, in maniera particolare ci siamo dedicati a incontrare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della nostra città per far conoscere l'immagine e la storia di Calogero Marrone ai cittadini favaresi. Abbiamo fatto tra l'altro, tra le iniziative, l'ultima, la più recente, diciamo, è quella del viaggio a Varese, a Milano e a Dachau. Dachau è il campo di concentramento dove è morto Calogero Marrone, e quindi, diciamo, questo è stato forse il punto più alto della nostra iniziativa, anche perché ci ha segnato in maniera molto profonda. E l'amministrazione comunale di Agrigento ha avviato un piano di decespugliamento e scerbatura. Progressivamente tutta la città sarà interessata alle opere in corso. Il sindaco Miciche ha per questo ringraziato della collaborazione il Corpo Forestale e il presidente Schifani e l'assessorato regionale all'agricoltura per l'ottima sinergia manifestata, così ha detto il primo cittadino. Ancora cronaca, perché c'è stata un'aggressione ai danni di un'anziana di 85 anni che tra l'altro è finita al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento con traumi sparsi e ferite gravi. È accaduto ieri sera all'altipiano Lanterna a Porto Empedocle, poco dopo le 20, nei pressi della chiesa del quartiere. 2 malviventi a bordo di uno scooter hanno prima avvicinato la signora nel tentativo di strapparle la borsa, trovando però l'opposizione della donna. Così è scattata l'aggressione con calci e pugni. L'anziana è finita a terra, i 2 balordi sono fuggiti. Il bottino, secondo quanto ricostruito, ammonta a circa 100 euro. Sono stati portati via anche i documenti. Adesso è aperta la caccia ai 2 giovani rapinatori. Ci spostiamo adesso a Racalmuto, dove il sindaco Calogero Bongiorno ha conferito l'incarico di consulente artistico del comune al professore Giuseppe Agnello. La firma della convenzione è avvenuta ieri pomeriggio nella stanza del sindaco. Vediamo. Allora, si procede adesso con la firma dell'incarico del disciplinare d'incarico per la consulenza artistica del professore Giuseppe Agnello. Alla presenza
del sindaco che firma l'atto, i due assessori competenti, uno per il turismo e l'altro per la cultura, la vicepresidente del Consiglio Comunale in rappresentanza di tutto il Consiglio Comunale. Prego la firma del sindaco e la firma del professore. Prego, professore. Scusami un po'. Anche il sindaco. Complimenti. Ovviamente devo dire che sono particolarmente lieto di questa cerimonia semplice e molto significativa. Molto significativa perché noi abbiamo la fortuna di poter avere la collaborazione del professor Giuseppe Agnello dell'Accademia Belle Arti di Palermo, nostro illustre concittadino, sottolineo a titolo assolutamente gratuito, e di questo lo ringrazio moltissimo, così come gli assessori che hanno lavorato a questo progetto, l'assessore alla cultura Luigi Castiglione, l'assessore al turismo Lucio Conde. Abbiamo sempre avuto il sostegno di tutto il Consiglio Comunale, che oggi qui è rappresentato dalla vicepresidente Giovanna Matteriano. È una cerimonia significativa perché il progetto della nostra amministrazione è quello di un rilancio sul piano turistico e culturale del nostro paese, e vorremmo, come dire, cercare di abbellire anche il nostro paese. L'amministrazione deve fare la sua parte con la pulizia, la sistemazione, abbiamo già pronto un piano parcheggi, un piano traffico, dobbiamo sistemare ancora meglio la pulizia del paese, però è anche importante che possiamo anche abbellire alcuni angoli del nostro paese, e in questo abbiamo bisogno di chi professionalmente, di chi ha un bagaglio anche culturale e professionale, che in questo campo può darci un consiglio importante. E col professore Agnello vorremmo riprendere anche il vecchio progetto del Museo Mura. Abbiamo già visto i locali del castello e dobbiamo vedere di poterli anche ristrutturare e rilanciare anche, come dire, altri angoli particolari suggestivi del nostro paese. Credo che sia un arricchimento importante non soltanto per la nostra amministrazione, per il Consiglio Comunale, ma credo per l'intero paese, e noi non possiamo fare altro che ringraziare assolutamente il professore Agnello e ovviamente chi ha prodotto anche tutti gli atti, la dottoressa Yolanda Salemi, ma anche la segretaria comunale, la dottoressa Marotto, e tutti i dipendenti comunali che stanno collaborando con l'amministrazione comunale per portare avanti un progetto di rilancio di questo paese. Gradirei qualche anche accenno che il professore possa dire qualcosa. Io intanto volevo ringraziare il sindaco per la fiducia e i presenti, l'assessore alla cultura, l'assessore al turismo, la vicepresidente del Consiglio Comunale, la dirigente Yolanda. Lo volevo ringraziare per la fiducia, soprattutto io ho sempre pensato che, essendo figli di questa comunità, in qualche modo ciascuno deve restituire alla comunità le esperienze acquisite nei nostri ambiti. Io diciamo che in precedenza ho anche collaborato con amministrazioni passate nel tentativo sempre perché ho sempre creduto insomma, che la cultura è un momento di crescita e penso che è alla base di tutto il resto. E quindi diciamo che nei prossimi giorni mi confronterò anche con il sindaco e con gli assessori per cercare in qualche modo di tracciare anche un percorso che sia un percorso legato un po' ovviamente al mio ambito artistico. Cercherò in qualche modo di creare una sorta di collaborazione con l'Accademia Belle Arti di Palermo e quindi insomma è tutto un po' di venire. Grazie. Ok, da questo momento ufficialmente sono molto contento di partecipare e di essere uno tra i proponenti di questo incarico al professore Agnello. La squadra si arricchisce ancora di più di un'altra figura importante del nostro paese. È chiaro che l'interesse dell'amministrazione è quello di coinvolgere più possibile, ma le migliori risorse, le intelligenze più spiccate del nostro paese, perché è nell'interesse di tutti che il nostro sia un paese bello, accogliente, vivibile e all'avanguardia. Grazie al sindaco, grazie al professor Agnello, grazie all'assessore Conte e alla vicepresidente Matteriano
per quello che stiamo facendo per il Paese. Grazie a tutti. Anch'io voglio dire due parole, dato che è un grandissimo amico mio, Peppe Agnello. Abbiamo lavorato molto per fargli avere questa consulenza e lo ringrazio personalmente di cuore. Io credo che è un grande acquisto per la comunità di Regalmuto, ma principalmente per l'amministrazione, che deve lavorare e far diventare molto molto artistico questo paese, che sta un pochettino sprofondando e stiamo cercando in tutti i modi di risollevarlo da qualsiasi punto di vista. Quello principale dal punto di vista artistico è che la gente di Regalmuto stesso, io vedo che quando parla di Regalmuto parla sempre a lamentarsi, e devo dire che hanno ragione tra le altre cose. Io credo che l'arrivo di Peppe darà molto come si dice, input a fare diventare bello questo paese. Ci fermiamo per la pubblicità e torniamo tra pochissimo. E la comunità religiosa ieri ha celebrato le ceneri. Ce ne spiega il significato Don Maurizio Mangione, parroco della Chiesa Cuore Immacolato di Maria. Don Maurizio, oggi si apre un nuovo cammino per la comunità religiosa, si avvia un percorso importante con le ceneri. Cosa significa e come la comunità ha risposto? Abbiamo finito appena adesso della celebrazione eucaristica e sono soddisfatto perché la comunità ha sentito il bisogno di ritrovarsi qui in chiesa attorno all'altare del Signore per dare i primi passi di questo tempo così bello. Non è tempo di tristezza, tempo di angoscia, ma è il tempo della grazia di Dio. Mi piace, ricordare questa immagine che ci può aiutare, la mano di Dio che vuole raggiungere la mano dell'uomo, perché Dio ci vuole rialzare dalla nostra miseria, dalla nostra fragilità, tant'è che le ceneri che abbiamo ricevuto con l'imposizione sul capo ci hanno voluto ricordare, è vero, l'uomo è fragile, l'uomo è debole, l'uomo è polvere, però Dio ci ha dato la dignità di essere figli di Dio, e quindi attraverso questo atto penitenziale l'uomo deve capire che sì, è fragile, però possiamo fare dei passi importanti, possiamo rialzarci da tutte quelle miserie, soprattutto odio, rancore. Il tempo della Quaresima ci invita a questo, a convertirci, e la liturgia è stata anche molto chiara, soprattutto la prima lettura oggi tratta dal libro di Gioele, era l'invito di Dio e il grido di Dio: ritornate a me con tutto il cuore. Ecco, ritorniamo veramente al Signore Gesù con un cuore contrito, con lo spirito umiliato, perché solo così saremo dei veri cristiani, dei veri discepoli. Un percorso che porta i cristiani verso la Pasqua. Come cosa si propone rispetto al tempo ordinario in questi 40 giorni? Ma le liturgie in questo tempo saranno molto più sobrie. Intanto i colori liturgici saranno il colore viola, che ci ricorda questo cammino penitenziale, cammino dove l'uomo si umilia dinanzi a Dio riconoscendo la propria fragilità. Non canteremo più il Gloria, l'Alleluia, proprio perché aspetteremo la notte di Pasqua, dove esulteremo con tutta la Chiesa cantando quell'Alleluia che ci ricorda la vittoria di Cristo, che ha vinto la morte e l'ha vinta per sempre. E la Via Crucis è un momento di ricordo costante. Anche la Via Crucis è un pio esercizio dove ogni venerdì le comunità vivono questo momento, ricordano, meditano, contemplano quelle tappe fondamentali e importanti, ma soprattutto dolorose, che Gesù ha vissuto per arrivare alla croce, quella croce che è l'albero secco, ma con Cristo che si lascia inchiodare su quella croce diventa l'albero della vita, dove siamo stati salvati a caro prezzo. E quindi la comunità pregherà la Via Crucis
e la potrà applicare anche secondo le proprie intenzioni, pregando per una persona bisognosa, pregando, ecco, per quelle realtà dove ci sono le guerre, per quei bambini che, ecco, vivono sotto il terrore delle bombe. Ecco, la Via Crucis non si conclude, ma Cristo continua ancora a portare la croce a fianco del suo popolo, a fianco dell'umanità. E si è spento ieri il giornalista noto nel mondo dello sport Bruno Pizzul. Sentiamo in merito Francesco Pira, che a suo tempo aveva scritto una biografia del grande telecronista che fu una voce nazionale. In questo video ascoltiamo un commosso Francesco Pira. Quando scrissi insieme a Matteo Femia la biografia di Bruno Pizzul, una voce nazionale editata da Lupetti, molti giornalisti mi chiesero: ma perché la sua biografia? Cosa ha di speciale? Ed era difficile trovare le cose che Bruno non aveva di speciale, perché era un grande professionista, un grande padre, un grande marito, un grande giornalista, un grande maestro, una persona che era campione di umiltà, che riusciva ad insegnare senza farti sentire piccolo, anzi era lui che tentava di farsi piccolo, che sminuiva sempre i suoi grandi meriti. Mi ha insegnato tante cose quest'uomo che ho conosciuto in Friuli Venezia Giulia, proprio nella sua Cormons che amava. Ha lasciato Milano per tornare ad abitare a Cormons. Mi ha raccontato centinaia di aneddoti, mi ha spiegato cose del calcio che io non avrei mai potuto capire. Era davvero una persona straordinaria e tutte le volte che ci vedevamo, ci sentivamo, era un abbraccio sincero, era un parlare vero, era un momento di grandissima tenerezza. La sua perdita è davvero incolmabile, non sarà facile ritrovare tanta generosità, tanta affettuosità, soprattutto ritrovare un uomo capace di essere profeta in patria e di essere amato da tutte le italiane e da tutti gli italiani, non solo quelli che abitano in Italia, ma anche quelli che abitano in tutto il mondo. Davvero un monumento, uno straordinario monumento di cui il nostro paese deve essere orgoglioso. E si svolgerà sabato prossimo 8 marzo il primo congresso cittadino di Fratelli d'Italia. Presso l'Hotel della Valle di Agrigento saranno eletti gli organi assembleari del partito e il segretario cittadino. E c'è un piano d'emergenza per abbattere le liste d'attesa all'ASP di Trapani. 1405 campioni del 2024 e 1908 del 2025 ancora in attesa di refertazione sono numeri dell'emergenza che ha richiesto alla Regione di approntare un piano straordinario per abbattere i tempi di attesa nella refertazione dei campioni di anatomia patologica all'ASP di Trapani. È questo l'impegno assunto oggi nel corso di un vertice d'urgenza convocato dall'assessore della salute, Daniela Faraoni, dopo il faccia a faccia di ieri a Palazzo d'Orlins tra il presidente della regione Renato Schifani e il direttore generale dell'ASP di Trapani Ferdinando Croce. Alla riunione, alla quale oltre all'assessore erano presenti anche i due dirigenti generali Salvatore Iacolino e Giacomo Scalzo, hanno partecipato i vertici di alcune aziende sanitarie e ospedaliere siciliane, chiamate a collaborare per risolvere una situazione la cui particolare gravità nella sua completezza, con tutti i dati sull'effettivo arretrato, si è avuta solo oggi dopo la relazione del direttore sanitario dell'ASP di Trapani Danilo Greco. Il piano coinvolge diverse strutture sanitarie siciliane. L'obiettivo è smaltire l'arretrato entro il prossimo 14 marzo. Già nelle scorse settimane, parte dei campioni era stata affidata a strutture convenzionate, ma ora si passa alla fase decisiva. ASP di Palermo, Catania e Caltanissetta, Villa Sofia Cervello, Civico, Fondazione Giglio si occuperanno di refertare circa 300 campioni ciascuna entro la scadenza fissata. Il Policlinico di Palermo, già impegnato nel recupero dei referti 2024, si concentrerà invece su questi ultimi.
Nell'aula magna del complesso monumentale dell'Osteri si è tenuta la terza edizione del forum degli stakeholder dal titolo L'impronta ambientale, piccole e medie imprese e settore agroalimentare. Qual è l'obiettivo del convegno di oggi? Allora, intanto questo è il terzo forum degli stakeholder, cioè stiamo facendo rete tra tutti coloro che si occupano di sostenibilità per cercare di accrescere sinergie e reticolarità tra i soggetti coinvolti direttamente sulle tematiche della sostenibilità. La possibilità peraltro di presentare questo progetto pilota che si occupa di applicare l'impronta ambientale di prodotto alle piccole e medie imprese, cercando di capire quali sono le barriere alla diffusione di questi sistemi e cercando di favorire l'adozione di questi tipi di certificazione per accedere più facilmente al mercato dei consumatori verdi diviene strategico. Quindi la disseminabilità e la trasferibilità di questo tipo di esperienza è per noi cruciale e lo faremo in molti modi, ascoltando in particolare coloro che operano direttamente sul territorio. Il Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica è costituito da un consiglio scientifico che vede scienziati molto variegati in termini di competenze, perché dentro il centro vi sono giuristi, demografi, sociologi, ingegneri e quant'altro, quindi nei fatti è un focus group che prova a immaginarsi vision e strategie orientate alla sostenibilità nel contesto territoriale italiano, in particolare del Mezzogiorno d'Italia. Quindi sperimentare e pensare a forme di sviluppo sostenibile che partono poi dal forte coinvolgimento dei nostri studenti, perché riteniamo che gli studenti abbiano un ruolo cruciale nell'adozione di percorsi effettivamente sostenibili, cambiando stili di vita, modi di pensare e quant'altro. Nel corso dell'evento sarà presentato oggi il progetto Agropef finanziato con le risorse delle MUR nell'ambito del Fondo per i Poli Universitari Tecnico-Scientifici del Mezzogiorno. Di cosa si tratta? Un'attività alla quale noi teniamo moltissimo perché entra nel merito della possibilità dell'università di incontrare direttamente gli stakeholders, quindi le imprese, tutti gli operatori sul territorio nell'ambito dello sviluppo economico e in un ambito particolarmente importante quale quello dell'impronta ecologica dei prodotti che vengono realizzati in Sicilia. La Procura ha avviato un'inchiesta sui disordini verificatisi durante la manifestazione per dire no al ponte sullo Stretto. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta per indagare sui disordini, gli scontri con le forze dell'ordine e i danni a proprietà pubblica avvenuti durante la manifestazione contro il ponte sullo Stretto sabato scorso. Attualmente sono sotto esame una decina di persone provenienti da diverse regioni d'Italia. L'inchiesta è stata avviata dal procuratore capo Antonino D'Amato, coadiuvato dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, a seguito dei disordini. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha richiesto un dossier dettagliato sulla vicenda. Le indagini si concentrano sull'analisi dei video reperiti da telecamere pubbliche e private, oltre alla relazione delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza che hanno monitorato il corteo. Gli inquirenti hanno cercato di identificare i responsabili di possibili reati, tra cui lesioni a pubblico ufficiale, resistenza e deturpamento di beni pubblici e di rifiuto di fornire generalità. L'eventuale iscrizione al registro degli indagati avverrà una volta completata la raccolta delle prove. E nel blu dipinto di blu è il titolo di un progetto di inclusione sociale che ritorna anche quest'anno a Messina. Torna un'iniziativa che è stata già sperimentata, consolidata, che ha dato i suoi frutti, con quali obiettivi anche quest'anno. L'obiettivo è quello di creare momenti sempre più diffusi e far sì che questa buona prassi venga adottata anche da altre sale e che quindi possa dappertutto esserci una condizione ottimale e far sì che tutta la popolazione possa comprendere in che modo deve approcciarsi. Ci saranno degli spazi che sono dedicati anche a dei momenti in cui anche persone che hanno delle disabilità possono trovare un'accoglienza e possono trovare anche
diciamo, quella situazione ideale per poter anche godere al meglio anche della visione di una proiezione. Naturalmente anno dopo anno ci sono dei miglioramenti che tengono conto non soltanto delle presenze che abbiamo anche importanti dell'ASP, del CNR e dell'IRCS che ci aiutano in questo percorso, ma anche di migliorare quelle che sono le attività e la sensibilizzazione che vogliamo diffondere. Credo che l'attività di sensibilizzazione rappresenti la base fondamentale per ogni città, per accogliere tutti e soprattutto per creare delle situazioni di assoluta normalità. Quest'anno abbiamo pensato di inserire il Cineforum all'interno della normale programmazione, quindi il sabato pomeriggio, che è una giornata un po' dedicata ai bambini. Come avviene la proiezione? Quali sono gli accorgimenti che comunque bisogna mettere in campo per consentire di poter vivere in un ambiente sereno e tranquillo? Gli accorgimenti sono banali, però importanti anche per qualsiasi bambino. Intanto la sala non è completamente al buio, c'è libertà di movimento e si tende ad attenuare un po' i rumori. La novità di quest'anno è che c'è una sala dedicata che è adiacente alla sala di proiezione, dove è una sala riposo dove i bambini, se hanno qualche piccolo problema o vogliono un attimino riposarsi dalla visione, possono sostare lì e rilassarsi un attimo. Termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi ricordiamo che la nostra informazione è visibile sul 93 alle ore 15, alle ore 20 alle 9 del mattino e poi ancora sul 268 delle Smart TV in tutta Italia e naturalmente sul nostro sito www.televideoagrigento.tv ovunque nel mondo e poi i nostri canali social sui quali potete trovare tutte le informazioni che avete visto e sentito nel TG, oltre che la nostra programmazione. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alle prossime edizioni.